A Napoli, quando una persona smette la propria attività, quando ha smesso di lavorare, quando ha chiuso la bottega, quando ormai ha smesso di fare l'artigiano, usiamo dire furbescamente chi ormai ha abusato fier, ormai ha pisi fier. Però insomma, per sfruguriare pure qualcuno, qualche persona anziana, ormai insomma, che vanta grandi prestazioni sessuali, anche noi anche lì diciamo ma stat zitto, ormai tu e pise fier. Beh, il detto comprato diceva e pusate fier a Santa Loia e appeso i ferri a Santa Loia. Ma perché? Cosa sono questi ferri? Perché appendere i ferri significava smettere l'attività e soprattutto chi è Santa Loia? Per scoprirlo siamo venuti qui alla chiesa di Sant'Eligio al mercato, proprio di fronte alla chiesa del Carmine, sotto all'Arche e Sant'Eligio. Col nome di Santa Loia facciamo riferimento a Santa Loi Sant'Eligio, un santo francese il cui culto venne introdotto nel 200 dagli Angioini, nel 1270 fu costruita questa favolosa chiesa e sono centinaia d'anni che Sant'Eligio protegge gli orafi, prima di tutto, perché lui era un orafo di mestiere, tra l'altro proprio qui vicino c'è il quartiere degli orafi, e soprattutto protegge tutti i mestieri legati agli equini, legati in qualche modo al cavallo, all'asino, ecco, quindi protegge, che ne so, vetturini, cocchieri, protegge maniscalchi, anche perché il suo miracolo più noto si riferisce a una volta che egli ha attaccato una gamba che era stata amputata a un cavallo. Per questo motivo Santa Loia, Sant'Eligio, Santa Loi protegge da secoli tutti i mestieri legati al cavallo. Nel chiostro di Sant'Eligio tutto fa riferimento al cavallo, finanche i frest hanno la forma del ferro di cavallo. Per questo motivo, proprio per affidarsi alla protezione celeste del nostro Sant'Eligio, cocchieri, vetturali, vetturini, sciaraballi venivano tutti quanti qui a benedire i ferri del proprio lavoro. E quali erano i ferri del vetturino? Insomma, erano oscurriate, cioè il frustino, aretana, la redine, il ferro da cavallo, venivano qui per tradizione, prima di avviare la propria attività. Quando poi smettevano di lavorare, i vetturini, quando ormai chiudevano la loro attività, per devozione a Sant'Eligio c'era questa abitudine di rendere i ferri, di restituire i ferri a Sant'Eligio, di appendere i ferri appunto all'esterno del muro della chiesa di Sant'Eligio. E allora smettere un'attività cominciò a diventare sinonimo di appendere i fier e ancora più furbescamente quando un uomo ha smesso la sua attività sessuale si dice chi ormai ha appise i fier.